Inaugurazione del centro anziani a Casale sul Sile. Vediamo il servizio della nostra inviata Federica Midena. Oggi ci troviamo a Casale sul Sile per l'inaugurazione del centro servizi per il suo ampliamento, centro Consulic. È molto importante per la società avere un occhio di riguardo per gli anziani. Ma sicuramente è una struttura ormai storica che si è ampliata oltre 70 nuovi 76 posti per un complessivo di 106 posti qui a Casale sul Sile all'interno del servizio regionale per l'assistenza agli anziani con 52 convenzioni e in attesa di avere ulteriori convenzioni, perché credo che queste strutture siano dei servizi necessari per la collettività. Il momento sicuramente non è tra i più facili, ma dobbiamo dire che hanno avuto un coraggio veramente per investire nei servizi delle persone e mi auguro che ci sia la giusta corrispondenza da parte della Regione Veneto nel riconoscimento di questo connubio pubblico-privato. Grande inaugurazione oggi per l'ampliamento del centro servizi Consulic, si è ampliato appunto questa struttura già esistente, molto importante il problema sociale e anche degli anziani. Sì, poi per me è anche un'inaugurazione diversa, anche perché i miei natali professionali li ho fatti qui, sono stato 8 anni direttore generale di queste strutture, questo progetto l'avevo iniziato anch'io, adesso vederlo portato a termine e a compimento è una grandissima soddisfazione. Il territorio ha bisogno di questi tipi di strutture, ha bisogno di un'apertura verso il territorio, verso altri servizi come il servizio domiciliare dove la Regione Veneto sta puntando molto. Qual è stata l'evoluzione negli anni della richiesta di questo tipo di servizi? Beh, guardi, oggi abbiamo dentro ai centri di servizio persone nate tra il 1915 e il 1925. Si figuri quando fra 15 anni entreranno quelli nati dopo la guerra, quanto cambierà e quanto bisogno ci sarà di questi centri. Però dovremo lavorare molto anche sulle famiglie, perché la questione economica, se no non sappiamo se siamo nelle condizioni di affrontare un problema così esplodente nei prossimi 15 anni. Abbiamo qui anche l'architetto che ha progettato questa struttura. Con quali punti fondamentali avete scelto per realizzarla? Ma lo spirito che abbiamo portato avanti fin dall'inizio è stato quello di avere una struttura a misura d'uomo che ricordasse in modo particolare l'ambiente familiare che l'ospite lascia per venire qua. Poi l'inserimento in un contesto storico come quello di Casale sul Sile doveva far sì che la struttura non fosse un ospedale ma che si inserisse nel contesto urbanistico, e da qua è nata questa idea e l'abbiamo portata avanti. Siamo riusciti alla fine ad arrivare a questo grande obiettivo tutti insieme con una squadra unita, ci tengo a sottolinearlo, grazie a un gruppo di dipendenti e di un consiglio direttivo che ha sempre guardato alla garanzia del servizio di qualità e al cercare proprio, come ha detto l'architetto, di creare un servizio e un ambiente a portata d'uomo. Oggi l'inaugurazione, quando sarà però l'apertura definitiva? Beh, noi speriamo per la fine dell'anno di riuscire a riempire di umanità queste mura in modo da dare avvio ufficiale alla struttura.